Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 4 luglio. Il consigliere comunale Jonathan Montanariello ieri, con alcuni cittadini residenti a Cabianca, ha fatto un sopralluogo presso gli alloggi comunali evidenziando alcune criticità testimoniate da foto. L'erba più alta degli stessi residenti e fabbricati da cui si staccano i pezzi. Il consigliere si dice allarmato della poca considerazione che viene data al verde e al proliferare suo e degli animali che si annidano in esso. Per quanto riguarda la crescita del verde, della quale durante l'ultimo consiglio comunale l'assessore De Perini ha dato responsabilità alla pioggia, la sua regolazione riguarda un capitolo da cui sono stati tagliati 90.000 euro, ricorda il consigliere. Per rendere più vivibile la zona, secondo Montanariello, alcune cose non richiedono sforzi enormi, come posizionare un cartello presso l'isola ecologica per scoraggiare l'abbandono di ingombranti, ma anche le videotrappole possono rendersi necessarie in zone strategiche e qui la sua collocazione sarebbe possibile. Per rendere più vivibile la zona possono farsi progetti che si possono realizzare a breve termine, come il taglio del verde, le videotrappole, ricorda Montanariello, o ad ampio respiro come la realizzazione di caditoie per non far allagare il quartiere ad ogni pioggia o ancora una ciclabile per raggiungere la fermata del bus in sicurezza. Montanariello ha concluso infine invitando il sindaco a concentrarsi sui problemi dei suoi cittadini. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Allora, vedete questa bottiglietta? C'è il tappino che non si stacca. Allora, al di là, diciamo, di qualche spot, di qualche politico che diceva che si incastrava col tappo, vabbè, lasciamo perdere, praticamente fa parte di una direttiva dell'Unione Europea che era già, diciamo, già in alcuni paesi era già in vigore, ma da qualche giorno è praticamente obbligatoria. In pratica tutte le bottiglie di plastica fino a 3 litri non possono staccarsi, in realtà se tiri si stacca, ma mentre prima si staccava, questo per evitare l'inquinamento, quindi cercare di essere un po' più attenti all'ambiente. A me sembra che sia anche una cosa abbastanza valida. Ecco, approfitto però, se permettete, perché io continuo a vedere ogni volta che vado al supermercato gente con valanghe di bottiglie d'acqua in plastica per bere. Allora, al di là che qualcuno mi dice io l'acqua naturale non sono capace di berla, la devo bere gasata, vabbè, su questo ha. Ma tanti vedo acqua che di una marca, che tra l'altro non dico, ma voglio dire, rispetto all'acqua del nostro acquedotto, che è controllata in continuazione e ha un valore proprio di qualità altissimo, proprio ve lo dico perché ancora tempo addietro, sapete, lo dico sempre, sono stato consigliere comunale, abbiamo fatto i giri dentro l'acquedotto, c'è tutta una serie, diciamo, di procedure di sicurezza che non possono essere equivalenti delle acque normali che si vanno a comprare al supermercato. Dopo, per carità, ci sono delle acque minerali di altissima qualità, ma costano molto di più, non mi sembra che le comprano molte persone. Poi vedo addirittura molti anziani che fanno a fatica a prendere queste bottiglie di plastica e portarsele a casa, magari qualcuno che abita al secondo o terzo piano. Quindi l'invito, io vi assicuro che bevo acqua di rubinetto, l'acqua del sindaco, dico del sindaco, non c'è nessuna allusione, acqua del sindaco da oltre 20 anni, non è che perché l'acqua del sindaco mi fa schifo, ci mancherebbe altro. E quindi l'invito è, più possibile, usiamo l'acqua di rubinetto. Tra l'altro inviterei anche i ristoranti, a chi chiede, io ogni tanto al ristorante chiedo, datemi l'acqua di rubinetto. Non si può perché so che ci sono delle problematiche, ma comunque a casa ognuno di noi potrebbe cercare di utilizzare il più possibile l'acqua del nostro acquedotto, che è di altissima qualità, spenderemo molto meno e inoltre anche non andiamo a rilasciare nell'ambiente questi che sì, per carità, ormai c'è una certa consuetudine
al riciclo, però in realtà se andiamo in spiaggia, andiamo in giro, c'è sempre una quantità enorme di bottigliette di plastica. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Confermato per oggi e domani lo sciopero nei porti, a partire dai porti di Venezia e di Chioggia. È il segretario generale aggiunto della FIT CISL Veneto, Marino De Terlizzi, a informare della durata dello sciopero, 48 ore. Sono passati 8 mesi dall'avvio della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma i passi che sono stati fatti non sembrano essere ancora sufficienti. Oltre alla parte economica si sta discutendo anche la parte riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi formazione e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Inoltre si chiede di individuare fondi per favorire il pensionamento dei lavoratori più anziani e per favorire quindi il turnover. La richiesta dei lavoratori alle parti datoriali è di dare risposte positive in tempi brevi. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8.30 12.30, 14.30 18.30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Questa mattina siamo alla Pescheria Camo qui ai Saloni, qua ci sono i ragazzi sempre pronti, disponibili. Avevano appena venduto 2 kg di seppellini a 110 euro al chilo, però come vedete c'è abbastanza disponibilità. Tenete presente che oggi sono maltempo, quindi i pescherecci fuori non ci sono, ma forse sarà meglio per la mucillaggine. Lei cosa dice? Non dice nulla? Speriamo che si risolvi il prima possibile nel migliore dei modi. Che consiglio darebbe a qualcuno se prende il pesce questa mattina? Oggi abbiamo dei calamaretti Spiso, che è un ottimo prodotto, dei soaggi pescati, delle gallinelle e poi il solito pesce di allevamento, colombio, latte e branzini. Bene, perfetto. Ciao ragazzi. C'è anche la mucilaggine, così siamo rovinati. C'è un po' il problema. Se tutto va bene. Ma voi da dove venite? Da Taglio di Po. E venite fin qua alla Pescheria Cam? Sì, perché anche il ristorante. Ah, va bene. Qual è il vostro ristorante? Taglio di Po, Sì, ristorante da ricchi. da ricchi. Bene. Anche i poveri possono venire. Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. La Determina, che ha affidato l'incarico di service per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale alla società Tema SRL, è della metà di novembre dello scorso anno. Era stato affidato alla società KPMG Advisory SPA da parte dell'Ufficio Centrale dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale uno studio per la rete urbana di Chioggia, studio le cui conclusioni hanno evidenziato un andamento del risultato d'esercizio sempre negativo a causa dei bassi livelli dei ricavi provenienti dalle tariffe. Per avere un equilibrio economico-finanziario si sarebbero dovuti aumentare i corrispettivi di contratto o diminuire i costi operativi del servizio. I risultati dello studio sono stati quindi comunicati al Comune di Chioggia a inizio dicembre del 2022 e sono stati tali da impedire di procedere con l'affidamento in house per 9 anni, partendo da inizio aprile 2023. Ciò ha determinato la necessità di avviare le procedure verso il riequilibrio economico-finanziario del servizio, in modo che lo stesso possa essere affidato a terzi. Necessario quindi pensare a uno studio di fattibilità del trasporto pubblico locale di Chioggia per valutarne l'assetto ottimale e per riorganizzare il programma di esercizio individuando iniziative ed azioni da intraprendere in funzione di un'eventuale ricerca di un nuovo fornitore del servizio. Lo studio è stato quindi affidato alla società Tema, una società di consulenza specializzata nel settore della mobilità e del trasporto pubblico locale.
Lo studio effettuato si compone di più moduli, ora dovremmo essere nelle ultime fasi, fino a settembre si dovrebbero predisporre i documenti necessari al futuro affidamento e tra settembre e ottobre si dovrebbe cominciare a parlare di gara. Lo studio è costato al Comune di Chioggia 120.000 euro. Tanti o pochi, probabilmente quelli necessari per potersi staccare da AVM a CTV. Il Comune di Chioggia non sembrava essere molto d'accordo con le conclusioni presentate dalla partecipata e sappiamo che per confutarle ha fatto portare a termine altri studi, costati una cifra simile a questa, ma gli esiti non sono stati diffusi. Ieri mattina abbiamo provato a sentire il sindaco Armelau sul tema, ma il sindaco, ahimè, non ha risposto. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 4 luglio, è la farmacia al mare in via San Marco a Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove abbiamo già cominciato a prendere le prenotazioni per i testi scolastici. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e l'app Chioggia Azzurra. Ciao a tutti!